Un gemito impaziente, chi li sprizzan su cor, s'amabile tesoro, troppo sospira. Quando sa mamma mira, cusa cara e rosa, e quello che è amorosa, sereno. Ai, reclinati in su venu, con sa candida mano, amorosamente. Una bellissima, struggente ninna nanna sarda cantata dalla splendida voce di Maria Carta. Benvenuta. Grazie. Maria, benvenuta. Allora, è vero, sarda? Sì, è sarda ed è una ninna nanna di Natale, un canto del Settecento e si canta in Sardegna sì, ecco, stasera, la notte di Natale. Proprio questa sera, Sì. un bellissimo regalo per tutti noi. Allora Maria, tu ormai sono tanti anni che vivi a Roma, 30 anni, ma hai conservato tutti i tuoi ricordi della Sardegna? Ah, io credo di sì, rimane appunto questo cordone ombelicale che non si è mai staccato, forse ognuno di noi. Ma da noi, ecco, mi manca questa vita comunitaria, mi manca questo rapporto con la gente, con quelli che quando esci di casa come hai dormito stanotte, insomma, ecco. Come li ricordi i Natali della tua infanzia? in Ma Sardegna? senti, non so, la mia infanzia è stata un'infanzia povera poi, però ricordo il Natale sia perché aspettavamo per andare in chiesa per la messa di Natale, perché ogni sera appunto a mezzanotte scendeva il bambino, no? E poi la cosa bella è aspettare il Natale perché poi tornavamo a casa tutti insieme, a casa o in campagna. Molte volte in Savinnetta, i pastori mangiavano in Savinnetta l'agnello, perché da noi come per Pasqua non è il tacchino ma è l'agnello che si Certo, usa la tradizione come la sarda, tradizione. è Sì. il piatto E sardo dopo la dell'anno. messa si faceva la grande cena, Mhm. non prima, perché allora si rispettava la vigilia. Senti, e adesso invece i tuoi Natali come sono? Li passi con tuo figlio? I Natali miei forse sono più struggenti perché come madre chiaramente c'è dare a mio figlio quello che io non ho avuto ed è una Quanti anni continua ha adesso lotta. tuo figlio? 11 anni. 11 anni, Sì. un bambino ancora? Tanti regali gli hai preparato per questo? Ma più che regali sono dei pensieri che costruiamo molte volte insieme, allora vedo quello che a lui piace e io cerco di assecondare, insomma. Poi è unico e allora... Maria, possiamo sentire in sottofondo la tua bellissima voce. Una lunga carriera, i momenti più emozionanti, quelli che ti piace ricordare. Ma i momenti emozionanti sono diversi, comunque il momento emozionantissimo è il mio rapporto col teatro, quando appunto ho fatto la Medea con Enrico e adesso le memorie di Adriano con Albertazzi e poi c'è il Gesù con Zeffirelli. E poi adesso comunque molto emozionante è stata per me questa esperienza a Bologna nell'università perché sono professore a contratto e le lezioni appunto di antropologia culturale mi ha riportato adesso, ecco, mi ha portato indietro nel tempo e così i miei suoni, la memoria, la gestualità ho cercato appunto di spiegarla. Certo, sei tornata in mezzo ragazzi. ai giovani, Sì, sì, sì. in mezzo ai ragazzi. Senti, adesso ti stai occupando anche di un musical. Sì, ecco, È adesso vero? sto facendo questa cosa molto bella per il 400, il 400 anni dalla morte di San Giovanni della Croce, è un musical a piedi nudi verso Dio, con la regia di Mario Sabatini, ed io faccio la parte di Santa Teresa, sai, Santa Teresa e San Giovanni della Croce hanno riformato l'ordine dei Carmelitani Scalzi. E io sono Santa Teresa appunto. Qui intanto stiamo vedendo invece delle immagini del Gesù Questo è di Gesù di Zeffirelli. Zeffirelli, Del sì. Gesù di Zeffirelli. Senti, e perciò questo spettacolo e poi anche un nuovo album? E un nuovo album dovrebbe uscire dopo 11 album, il mio primo compact. Ah, Esce è l'8 emozionante. gennaio. Sì, emozionante perché mi piace, ormai i suoni del compact li conoscono tutti e
e mi piace che anche io entro nelle case in una forma forse più raffinata ormai musicale. Senti, cosa ci sarà in questo tuo nuovo album? In questo mio nuovo album cioè diciamo che una revisione di tutto quello che ho fatto in questi anni. Sono brani con testi di poeti del 7-800 e poi c'è anche il canto gregoriano. Bene. Così, una specie di antologia, diciamo, Certo. una piccola antologia Uno splendido da canto compact. gregoriano a musica popolare, infatti. Bene Maria, io ti faccio tanti auguri di buon Natale. E auguri Siamo- anche a te, auguri a tutti, vorrei fare un augurio particolare ai vecchi, agli ammalati e ai bambini. Grazie Tanta Maria. felicità a tutti. Grazie. E a te con tutto il cuore. Grazie. Auguri.